9 e 3 minuti, allora andiamo a salutare e a ridare il benvenuto, perché era già stato con noi per quanto riguarda il clan dei Ricciai, a Pietro Mereu, al regista Pietro Mereu. Buongiorno Pietro e grazie per aver accettato l'invito anche oggi. Ciao, oggi ho la barba più lunga e sono a casa, quindi molto più rilassante, mentre l'altra volta ero sbarbato ed ero a Cagliari. Ecco, vedi? Allora non lo so, quale delle due condizioni ti rende più te stesso? Quello con la barba più lunga a casa sul divano o quello con la barba più corta? No, probabilmente ormai sono talmente abituato alla barba, anche se ormai è diventata quasi totalmente bianca, che senza barba mi sento nudo. Sì, guarda, questa cosa qui è incredibile. Io non ho una barbona lunga o di chissà quale tipo, però è vero, io non me la taglio per pigrizia, cioè dal militare però. Una volta che ho finito il militare io non ho mai più fatto la barba col rasoio, quindi l'ho solo accorciato. Io lo faccio ogni tanto, tipo durante il lockdown a Milano. Mi sono fatto la barba, sembrava un'altra persona, non mi riconoscevano i miei amici. Quello è vero, cambia proprio l'individuo, ti fa diventare un altro, ma non per quanto riguarda il tuo DNA e quindi la tua voglia di andare a scoprire e a raccontare luoghi e suoni di una Sardegna che sembrerebbe sempre, in questo caso, un po' astratta dal mondo contemporaneo, no? Perché quei suoni ti trasportano, no? Stiamo parlando dei campanacci di Tonara, se non sbaglio. Sì, praticamente cosa è successo? È successo che io a marzo stavo lavorando a una serie sulle tonnare del Sulcis. È saltata la serie perché a livello editoriale gli editori non volevano che ci fossero delle mascherine, loro purtroppo per lavorare in sicurezza avevano le mascherine, quindi dovrebbe essere rinviata quest'anno. E nel mese di giugno dei miei amici produttori di Milano mi hanno chiesto se riuscissi a trovare una storia interessante per un progetto internazionale. Io chiaramente storie ne ho sempre tante nel cassetto, perché di una storia che esce ne hai altre 10 comunque che prepari. Io ho sempre dei progetti caldi e 4 anni fa io realizzai un progetto con la Mad Dogs di New York, scrissi un progetto che si chiamava An Artisanal Journey with Norma Valli, un viaggio artigianale con Norma Valli, che trovate anche online. Sì. All'interno di questo viaggio, diciamo all'interno dei carnevali barbaricili dove incontravamo diciamo degli artigiani, conobbi la famiglia Flores di Tonara che facevano i campanacci. Ho stabilito soprattutto con Marco e col padre, ma anche con Salvatore, un rapporto di amicizia. Sono andato a trovarli varie volte. E quando mi è stato detto, ma fai un progetto internazionale, io ho detto, ma quale storia più internazionale può essere quella di parlare dei campanacci, che è una storia unica al mondo? E da là ho cominciato a lavorarci, ho scritto un soggetto, abbiamo trovato una distribuzione, stiamo cercando i soldi, si stanno avviando delle coproduzioni internazionali. E in questo momento, la settimana scorsa, noi abbiamo finito di girare un teaser per 5 giorni tra Tonara e altri paesi come Arzana, Baunei, Torgono. Abbiamo girato praticamente sia le due cucine degli artigiani, che a Tonara sono i Sulis e i Floris, le due famiglie, molto interessanti perché nasce proprio una rivalità dal punto di vista. Sì, no, è una rivalità ma anche un'amicizia, però è interessante che ci sia quel goccio di pepe che comunque è interessante. In Sardegna sappiamo come sono queste storie. E quindi io praticamente ho coinvolto uno dei direttori della fotografia migliori al mondo per quanto riguarda il documentario, Samir Liuma, che è macedone ma vive ad Amsterdam. Il suo film dove lui ha fatto il direttore della fotografia, Honeyland, era l'anno scorso nella cinquina degli Oscar. Come no? Ha vinto 4 premi di Sundance. Quindi praticamente ho cercato un'eccellenza mondiale per raccontare questo progetto. Nel progetto ci sono anche Laila Place, che è una story editor newyorkese che vive però a Oristano perché il marito è sardo, l'architetto, lei abita a Sairena Escoada mi sembra. Infatti a breve devo andare perché dobbiamo costruire il teaser. Ci sarà Davide Molla, che è il montatore del documentario su Ferro, che in questi giorni è andato su Amazon. Bellissimo, tra l'altro, bellissimo, bellissimo, sì. bellissimo.
C'è Marcello Mereu che è il produttore esecutivo di quel documentario, che è un mio carissimo amico. Come no? C'è Francesca Cimolai che è una producer italiana ma ha molta esperienza in Canada. C'è Marco Chiappa che è un produttore importante, e poi ci sono tante figure, c'è Roberto Co. Non posso citare tutti. No, però dico, hai messo su una squadra. Capino Burge, Emanuele Conti, è una squadra di altissimo livello, perché ma Emanuele Contis, il sassofonista, maestro arrangiatore di musiche, lui? Sì, quello è un altro mio carissimo amico, che ha proprio perseguito quella carriera lì per poi diventare, appunto, lui il suo sogno era fare le musiche per il cinema o per i documentari. Infatti adesso ne avrà, questo è un film documentario, non ci sarà neanche un minuto di intervista perché sarà tutto basato sull'osservazione, ecco perché certo. Poi diventa un documentario cinematografico, perché la narrazione viene estrapolata da quello che giri. Insomma, hai preso veramente dei pezzi ho la possibilità di pregiati da portarti dietro, e delle figure, ma io sono sempre del parere che se tu metti gli attaccanti forti a fare gli attaccanti, i centrocampisti a guardare bene il centrocampo e la difesa a chiudersi con i migliori giocatori, poi diventa che il portiere sì fa il suo lavoro ma lo fa con garanzia, insomma, ecco, mettiamola così. Infatti io dico, vedi, io non faccio niente, faccio fare agli altri, l'importante è scegliere la squadra giusta. L'allenatore in questo caso o il regista ha il grande compito, il grande merito innanzitutto di rintracciare tutte queste figure e poi doverle dirigere, ragazzi. L'orchestra va diretta, quindi diretta, ma soprattutto trovare la storia. Appunto, certo, che è la cosa perché più... una storia che apparentemente sì, è la cosa, io dico, qual è il lavoro del documentarista? Molte volte i miei amici mi sfottano perché io penso di fare documentari su qualsiasi cosa, però tra 1000 idee poi quella buona ti viene, però hai un allenamento all'osservazione continua di cose che per gli altri sono palesi. Mentre per me invece accendono un sacco di spie. Sì, no, ma poi... E poi è la visione d'insieme di quello che poi racconti. Il tuo fuoco e la tua attenzione si spostano su dettagli che per gli altri magari sono irrisori o ininfluenti, e invece per te fanno la differenza sicuramente. Senti, io sono stato a Tonara, vabbè, evidentemente tu dici abiti in Sardegna, sarai stato a Tonara. No, non è neanche così una cosa scontata, perché se mi è capitato di passarci per lavoro in una giornata di Pasquetta, e quindi di incontrare quelle bancarelle che vengono esposte con tutti quei sonagli che sono poi i campanacci, che vengono venduti, perché poi sono merce anche di scambio dal punto di vista del turista che va e si porta via il campanaccio, quindi il ricordo di una zona ben definita della Sardegna. Però mi accennarono appunto che c'è una storia incredibile anche nella lavorazione, perché poi secondo me la cosa affascinante è proprio che forse noi in Sardegna siamo i produttori principali, no? Mi dicevano anche per il resto del mondo, o sbaglio? No, io sto facendo una ricerca con i più importanti esperti al mondo. La Sardegna è molto importante perché ha un tipo di lavorazione che forse si arriva nell'antica Roma. Per esempio in Basilicata c'era una famiglia che li faceva, non li fa più, è scomparsa da 50 anni, infatti sono rarissimi. In Calabria si fanno delle cose un po' diverse, in Sicilia. E poi chiaramente la manifattura più pregiata di campanacci sono quelle da mucca, che sono soprattutto nel Piemonte, nella Valtellina, in quelle zone lì. Poi ci sono anche altre manifatture. Per esempio il paese in cui si fanno i campanacci in Portogallo è tutelato dall'UNESCO, infatti anche i campanacci italiani sono tutelati. Diciamo che la Sardegna, sia per appartenenza, ma anche per ambiente, chiamiamolo anche pittoresco, affascinante, intrigante, è la storia che forse si presta di più. Si parte dal particolare del paese di Tonara per raccontare il mondo, e per raccontare comunque una storia che sia per tutto il mondo. Nel senso che, per esempio, la cosa interessante di Tonara è che i tonaresi sono sempre stati commercianti ed artigiani, e la distribuzione dei campanacci veniva fatta dai torronai. Chi vendeva il torrone vendeva anche i campanacci, quindi era un po' una quadratura del cerchio. Cioè, quindi la distribuzione di questi strumenti veniva fatta dalle bancarelle dei paesi, dagli artigiani tonaresi. Poi credo che ci fosse anche una spiegazione che adesso io in realtà non ricordo più, ma me la diedero quando io feci questa domanda, al suono del campanaccio per le greggi, cioè nel senso non è che c'è un unico campanaccio che suona allo stesso modo per tutti, no?
Cioè loro dal campanaccio Praticamente riconoscono anche qual è la pecora, per dire, l'agricoltore o il pastore. Diciamo che i greggi vengono, diciamo, armonizzati dai proprietari dei greggi e poi a loro volta dagli artigiani a cui viene richiesto di fare una che poi forse è le greggi in italiano, perché le greggi, le greggi, sì, sì. le greggi. Parliamo italiano corretto. Sì. Dopo ho detto io i greggi, quindi sono stato io il primo a dire. E praticamente, ma anche ci sono zone della Sardegna in cui sono completamente diversi i suoni. In Barbagia viene prediletta la quadra, in Ogliastra per esempio, che ci sono molte capre, la lunga, e quindi c'è tutto questo gioco. Chiaramente il mio documentario non è un documentario di taglio antropologico, in parte io racconto una storia dove ci saranno tante piccole storie dentro, proprio col privilegio di poterli seguire per tanto tempo. I Campanacci è un pretesto per raccontare la Sardegna, per raccontare un mondo, per raccontare delle persone. Potrebbe essere anche la storia dei pescatori di tonno di Portoscuso, ma in questo caso è la storia dei campanari, che comunque accende comunque i riflettori su un mondo che la maggior parte di persone ignorano. E questa ma quello che fai tu bene, vivendo a Milano, è proprio questo, dico, accendere dei riflettori su mondi che sono lì, sono sotto gli occhi di tanti, ma non di tutti, che fanno un lavoro faticoso, magari come il clan dei Ricciai, no? O personaggi che in qualche modo fanno parte di un tessuto sociale che è un po' sottobosco, ma esiste ed è tanto presente, no? Sì, la cosa che mi ha fatto più sorridere è che Samir, con cui siamo entrati subito in empatia, chiaramente parlavamo in inglese perché lui è macedone, però l'inglese è la lingua, diciamo, anche delle troupe. E la cosa che mi ha detto: Pietro, ma tu mi prendi in giro, ma questi qua sono attori professionisti? E lui ha detto: no Samir, come sai bene il documentario lo giri molto prima di girare. Io avevo un rapporto con queste persone. Parlando del clan dei Ricciai, giusto? No, parlando di questo. Di questo, no, pensavo anche del clan dei Ricciai. Sì, ma anche nel clan dei Ricciai, cioè nel senso che il rapporto tu lo costruisci sempre prima. Se tu vai, purtroppo si tende molto a banalizzare. Ci sono delle persone che magari, ma anche per, che ne so, fai un servizio al telegiornale e giri una scena di una cosa perché devi produrre tanta roba in te, non puoi pretendere di avere lo stesso risultato che fa un autore che rimane mesi con delle persone e c'ha un rapporto umano. Sì. Capito? Le valorizza in un altro modo, cioè proprio un altro tipo di lavoro. Quindi il mio è un lavoro che viene fatto molto a monte. Sì, ma è un lavoro secondo me di una difficoltà estrema, ci vuole veramente un talento e la capacità di guardare oltre, cioè guardare un po' più avanti rispetto a quello che vede uno che ha invece una visuale normale, insomma, che non ha il talento del regista, se no tutti faremmo i registi o tutti faremmo mestieri che non sono per tutti in realtà. E quindi... Sì, devo dire che a me è sempre piaciuto instaurare rapporti con le persone, poi... cosa ne venisse fuori veniva da solo, diciamo, no? Sonaggios, così si intitolerà questo documentario e questa storia stupenda che io vi invito fin da adesso a tener lì per poi vederla più o meno compiuta quando si saranno trovati tutti gli anelli. Si inizierà. Non bisogna mai avere fretta in queste storie. Probabilmente inizieremo a girare nel 2021 e penso che finiremo a fine 2021, poi si comincerà la trafila per i grossi festival, il montaggio che però inizieremo. Io volevo dire una cosa, in questo momento sono impegnato con Passaggi d'autore e Intrecci Mediterranei, che è un festival che per la nella 16ª edizione quest'anno sono stato chiamato da Dolores Calabrò e da Ado Asanovic, Patrick Varsi e tutti gli altri che adesso forse dimentico. È un festival che sarà online, quindi Passaggi d'autore in Intrecci Mediterranei. Ci sono grandi cortometraggi, vincitore di Cannes, vincitore del Sundance di Donatello, quindi se volete vedere dei bei film online seguiteci su Passaggi d'autore e Intrecci Mediterranei. Questa è una piccola collaborazione che sto facendo
che mi è stato chiesto di fare questo, quindi sono Hai ben fatto felice bene a di... ricordarcelo, perché in mezzo a tanta roba che vediamo ci sono delle cose che magari appunto se consigliate uno va dritto Magari al dunque. potete invitare qualcuno del festival a fare uno speech su questa cosa. Molto volentieri, se ci dai un contatto tu stesso, non lo so, potresti farlo tu in un altro momento. No, non lo faccio io, lo faccio fare magari a qualcun altro. Va bene, dai, allora... Che io sono un regista troppo presente nei miei progetti, però faccio promozione ai miei lavori. Beh, vabbè, è giusto anche così secondo me. Comunque se ci dai il contatto noi molto volentieri apriremo una finestra anche su questo festival. Pietro, grazie davvero e complimenti per tutto quello che fai e ci risentiremo sicuramente, anche perché strada facendo, oltre a Sonaggios magari arriveranno fuori anche altre cose, o perlomeno ci saranno altri due progetti molto importanti, tra cui una serie di cui mi hanno proposto di fare la regia, una cosa molto importante internazionale di cui non parlerò, ma appena apro qualche notizia in più ve ne parlerò. Va benissimo. Comunque sempre basata in Sardegna. Io mi sono ritrasferito in Sardegna e mi sta arrivando più lavoro di quando ero a Milano. Vedi? Quindi la Sardegna porta bene. Venite in Sardegna. Assolutamente, venite in Sardegna. Adesso forse è una sorta di invito che prendiamo largo, perché in questo momento dobbiamo rimetterci a posto un pochino, ma appena siamo a posto sicuramente ci sarà modo di ospitare tutti quelli che avranno voglia di venire a scoprire questa terra magica. Grazie Pietro, ciao, buona grazie, giornata. Ciao, grazie a Pietro Mere. Scusa. Sì, dimmi. Volevo ringraziare la Film Commission Sardegna, perché chiaramente ha contribuito a questo teaser nella figura di Nevina Sata, la direttrice, e chiaramente noi prima di girare eravamo tutti tamponati, avevamo comunque le precauzioni e le regole tutto, da rispettare, tutto. certo. Perché quello è molto importante, lavorare ma in sicurezza. Assolutamente sì. Grazie. Il teaser dove lo trovano però, visto che ce l'hai nominato 3-4 volte, perché su YouTube non c'è? Poi c'è un piccolo video di backstage fatto da Claudia Curreri, l'assistente operatrice di Samir, che potete trovare su Sonaggios, sulla pagina che trovate su Facebook, ma per adesso il teaser è uno ancora strumento nascosto, che è dedicato, sì, non si può neanche far vedere. Va bene. Vedrete il trailer. Ciao, grazie. Ciao Pietro, grazie a te, buona giornata e buon lavoro. Allora io prima di andare in pubblicità però, a proposito di registi, volevo mandare un abbraccio calorosissimo e lo saprà lui, insomma, a Massimo Piras, che è appunto un regista, ma è un regista televisivo di videolina che conosco da tantissimi anni, perché purtroppo insomma è venuta a mancare la sua compagna, la sua moglie in queste ore. Allora ci tenevo non solo a farlo in maniera privata, ma anche così in maniera pubblica, con un grosso abbraccio, visto che non lo vedo da un po', però insomma ci ho lavorato tanto in passato, quindi ciao Massimo, forza e coraggio. Torniamo tra poco.